cresce, non si capisce il futuro, non si intuisce in questa vita che non si gestisce. Nonostante questo continuo a provare, continuo a andare senza sapere dove, senza nessuna reale destinazione, in un misto di momenti pieni e vivi ed altri di vera crisi, cercando di studiare le varie oscillazioni, cercando di intuire tutte le azioni delle persone per noi speciali, a noi lontani, in un gioco odioso che ci mette in crisi ma che ci rende vivi. Attimi che dettano comportamenti e atteggiamenti, attimi nostalgici, fantastici. Attimi che dettano comportamenti e atteggiamenti, attimi. L'arrivo che si presenta sempre più lontano in questo momento di calo d'umore. Magari tra 2 ore la visione risulta essere più positiva, meno depressiva. Per il momento il frutto è una canzone che non è delle più allegre, ma è data da tutte quelle domande serie che ognuno di noi si pone, dettate dalla nostra personale oscillazione. Ci troviamo ad alternarci a momenti in cui ci sentiamo unici, veri giudici di questa vita che, nonostante le nostre tesi a risvolti chiusi, che pensavi di intuire in un contesto ostile, ma che continua a sfuggire tutto questo sbattersi per poi fermarsi e ricominciare, un po' come in un mare che continua a muoversi e che puntualmente quando stiamo per abbatterci ci spinge in alto proiettandoci in quegli attimi. Attimi che dettano comportamenti, atteggiamenti, attimi nostalgici, fantastici. Attimi che dettano comportamenti, atteggiamenti, attimi nostalgici, fantastici. Segnati da una speranza che non va più via, rimane mia. Viene alterata dall'orgoglio che senza dubbio è una ferita ancora aperta negli attimi che ho in me. Negli attimi che ho in me si ripresentano dopo tanto tempo, ma non cambiano e rimangono della stessa intensità, con la differenza che attualmente sono privi di speranza, perché la tua vita è oggi segnata da una storia che è arrivata ad un punto di non ritorno, quel punto che ho desiderato, per il quale ho pregato, ma che forse non era destinato. Il risultato adesso è che mi ritrovo perso, ma gioisco di aver assaporato quel poco che mi sono combattuto e guadagnato, e che mi porto dentro insieme al tuo nome che rimane inciso, scolpito e addolcito da questo brano che sicuramente nemmeno ascolterai, e se lo farai sono sicuro sorriderai e sarai proiettata anche tu come me in quegli attimi. Attimi che dettano comportamenti, atteggiamenti, attimi nostalgici, fantastici.